L'atmosfera è quella dei tempi passati. Siamo ad Aiello del Friuli, nel Museo di Civiltà Contadina. Colui che entra resta affascinato nel cogliere la fatica delle genti di un tempo trascorso. Proprio il senso del tempo che passa spinge un artista locale, Aurelio Pantanali, ad accostare agli attrezzi agricoli l'arte delle meridiane. Così le pareti e il cortile del museo diventano lo sfondo su cui fissare le ombre del tempo. Ben 15 opere, realizzate da diversi artisti, fanno bella mostra in quello che ormai tutti chiamano il cortile delle meridiane. Su una colonna possiamo mirare una delle ultime realizzazioni, della quale abbiamo seguito la costruzione. Si tratta di un orologio solare ad ore antiche realizzato in mosaico. Innanzitutto viene realizzato un piano in cemento, dove in seguito verrà collocato il mosaico con l'immagine dell'orologio. In questa seconda fase vediamo l'artista che sta sistemando le tesserine di pietra che daranno luogo alla realizzazione del disegno. A questo punto, con apposito materiale, si dà luogo al riempimento delle fughe, che completerà la realizzazione del mosaico stesso.
Come ultima operazione, vediamo la posa dell'orologio solare con il relativo orientamento e il fissaggio del gnomone. A questo punto sarà il sole a far funzionare il nostro orologio.